Aldeno TNT Montepeller. In una lotta a salvezza ridotta ormai a 5 squadre, la vittoria è l'unico strumento per evitare il play-out o la retrocessione diretta. Chi la spunterà in questo scontro diretto? Azzurra Leno. La classifica nelle zone alte è molto trafficata da squadre in condizioni differenti. Oggi si sfidano l'Azzurra reduce da una sconfitta e la Leno che è salita al 6º posto. Match sulla carta molto interessante. Cristore Marco. Nonostante il pareggio di scorsa settimana, il Marco cercherà i 3 punti in casa della Cristore, ancora incerta di rimanere in prima categoria prossimo anno. I giallorossi vogliono i 3 punti. Dolasiana Volano. Continua la serie negativa per la Dolasiana, che ormai non ha più molto tempo a disposizione. Oggi il suo pubblico è chiamato a sostenere i ragazzi nell'impresa di superare il Volano. Cosa ci attende? Spormaggiore Sacco San Giorgio. Gli ospiti sono gli ultimi del gruppo di 9 squadre che è più in alto in classifica, ma oggi cercherà di rovinare i piani giallorossi quarti in classifica e sconfitti nella scorsa giornata. Fateci divertire! Trambileno Montebaldo. Gli ospiti arrivano da una brillante vittoria contro l'Azzurra e oggi vogliono alimentare la speranza playoff. Per farlo devono vincere sul difficile campo dei Verdi, partita molto equilibrata. Valpeio Garibaldina. Con i giallorossi in fuga e lanciati verso il titolo, l'obiettivo è il bottino pieno in casa del Valpeio, che necessita di una vittoria per rifiatare in classifica. Riusciranno gli ospiti a confermare il pronostico?